RDS vi mostriamo il rapporto del ricercatore veneto pubblicato poi fatto sparire e le frasi che elogiavano l'operato della nostra regione. Ecco i passaggi che dovevano essere cancellati per non irritare il governo. Weekend di vaccinazioni nelle ULSS venete per chiudere la partita degli over 80, obiettivi raggiunti in alcune aree, in altre la scarsa affluenza costringe a correre ai ripari. A Verona aperta la somministrazione a disabili e fragili. All'indomani dell'annuncio del governo sulle riaperture, gli operatori turistici del Veneto rialzano la testa dal mare alla montagna, pronti a una campagna di promozione massiccia, assicura l'assessore Caner. Intanto i ristoratori si preparano alla riapertura del 26 aprile, anche se solo all'aperto, ma chi non ha disponibilità di spazi si sente beffato. Studentessa aggredita a Treviso, un 45enne pregiudicato la travolge in bici per farla cadere, poi la strattona per rubarle la borsa. Le grida della sedicenne e l'intervento dei carabinieri, bandito arrestato. Operazione della squadra mobile di Vicenza che sequestra ben 10 kg di cocaina nascosti in un furgone. Arrestati 2 cittadini polacchi, padre e figlio. La droga avrebbe fruttato 4 milioni di euro. Volley, stasera gara 1 delle finali scudetto. Al Palaverde Limoco Conegliano affronta la nemica di sempre, Novara. Pantere a caccia di un altro trionfo. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal caso OMS e rapporto Zambon. Vi mostriamo il rapporto del ricercatore veneto pubblicato e poi fatto sparire e le frasi che elogiavano l'operato della nostra regione. Ecco i passaggi che dovevano essere cancellati per non irritare il governo. Il Veneto, con una forte rete di sanità pubblica e capacità di sensibilizzazione della comunità, ha adottato un approccio più proattivo nella ricerca dei casi, attraverso test approfonditi che si estendevano oltre le linee guida nazionali all'epoca. La lingua è quella dei documenti scientifici internazionali, l'inglese, ma qui dentro c'è tutta l'analisi di Francesco Zambon e del suo team dell'OMS di Venezia, l'analisi dell'ottima risposta iniziale del Veneto al Covid, anche al di là di quanto stabiliva il governo. Erano le settimane in cui Zaia lanciava i tamponi a tappeto quando Roma si diceva poco convinta del sistema. Frasi scritte poco prima che scoppiasse la bufera che ha costretto Zambon a sbattere la porta e andarsene, amareggiato. Il rapporto che scotta, quello che irritava i vertici dell'OMS per aver criticato la gestione nazionale dell'emergenza Covid nella prima fase, oltre a denunciare l'assenza di un piano pandemico aggiornato. Il capitolo sul Veneto racconta ciò che lo stesso Zambon ha ribadito in questi giorni ad Antenna 3. Nel Veneto c'è stata una risposta che nella prima ondata è stata assolutamente la migliore in Italia rispetto a quelle di altre regioni. Di vicenda inquietante ha parlato Luca Zaia chiedendo che venga fatta massima chiarezza, perché l'elogio al Veneto era proprio uno dei problemi della vicenda. Nelle pagine si scorre il successo dell'operazione Vo e le decisioni cruciali per evitare il caos. Si legge ancora: la Regione ha mobilitato fondi per espandere la sua capacità di test e si è mossa in modo aggressivo per trovare tutti i casi nella comunità, confermarli, rintracciare perfino i contatti più fugaci e testarli tutti. Cumulativamente, il Veneto ha testato il doppio di persone ogni 1000 abitanti della Lombardia. Questi approcci contrastanti hanno portato a molte polemiche e dibattiti pubblici nei media e tra i responsabili politici. Frasi come queste, stando all'inchiesta della Procura di Bergamo, avrebbero spinto il numero 2 dell'OMS, Ranieri Guerra, e Cristina Salvi, responsabile relazioni esterne, a chiedere ben 106 modifiche al dossier. Vietato l'elogio al Veneto che avrebbe irritato il governo, messo in ombra e criticato. Una bomba mediatica che non poteva passare. Persino l'immagine del passante solitario a Venezia andava di traverso perché si doveva parlare della risposta dell'Italia e non soffermarsi su quanto avvenuto da noi. Il no di Zambon alle modifiche portò poi alla cancellazione del dossier dal sito ufficiale e l'indagine ora è chiamata a stabilire quale fu la catena di comando e quanto in alto arrivava. Resta nel frattempo l'amarezza del ricercatore, che sottolinea un altro elemento forse ancora più grave, l'assenza di un piano pandemico aggiornato, che avrebbe potuto cambiare molte situazioni nei mesi più difficili. Una cosa che sarebbe andata diversa è, per esempio, che avremmo avuto dei dispositivi di protezione individuale, questo senz'altro, quindi uno stoccaggio di materiale sufficiente negli ospedali. Forse una cosa altrettanto importante è la formazione del personale. Il personale purtroppo non era preparato per affrontare questo tipo di problema, e poiché è un problema ricorrente, la formazione del personale è un elemento chiave dei piani pandemici.
Ora parliamo delle vaccinazioni ad accesso libero per completare l'immunizzazione degli ultra ottantenni. Partiamo da Verona, qui si vaccina nel fine settimana, però l'ULSS 9 Scaligera, vista la scarsa affluenza di anziani che già si è registrata nella mattinata di oggi, ha aperto i 3 punti vaccinali di San Bonifacio, Legnago e Bussolengo anche a disabili e soggetti vulnerabili su prenotazione. 81 i posti messi a disposizione per la giornata di oggi, 2 moduli da 81, quelli previsti per domani, uno al pomeriggio e uno al mattino e uno al pomeriggio a Legnago e San Bonifacio. Resta ferma ovviamente la vaccinazione ad accesso libero per gli ultra ottantenni nei 3 centri vaccinali e in fiera a Verona. Bassa affluenza si è registrata anche in fiera a Padova in questo primo giorno di accesso libero per gli over 80. Resta il timore del vaccino AstraZeneca. Domani si torna ad accesso libero a Padova, Piove di Sacco, Cittadella, Monselice ed Este. Poche auto nel parcheggio del padiglione 6 della Fiera di Padova, situazione più che tranquilla all'interno. Partenza a rilento per la prima mattinata d'accesso libero per il vaccino degli over 80. Anche per noi è un po' una sorpresa e come vedete vengono un po' alla spicciolata senza aspettare, nel giro di mezz'ora facciamo la vaccinazione e possono anche uscire. Ma probabilmente tutti quelli che volevano fare la vaccinazione sono già venuti. In sopralluogo anche il sindaco di Padova Sergio Giordani. Mi aspettavo francamente molte persone, ero un po' preoccupato, invece devo dire che c'è poche persone, mi hanno informato, sono arrivati in maniera graduale, hanno fatto tutto. Perché allora? Perché questo? Perché hanno fatto bene il lavoro, per cui tra oggi e domani mi hanno detto che sono terminati gli anziani, ora 80, per cui cominciano dal lunedì i fragili. Pronti ad aprire anche il padiglione 8, conferma il primo cittadino che auspica che tutti si vaccinino. Intanto chi ha appena fatto l'iniezione è sollevato. Sono venuta così inaspettatamente, sono stati molto gentili, preparatissimi e ho fatto tutto. Grazie. Che vaccino ha fatto, signora? Il Pfizer. Accesso libero, sì. Sono arrivata, è stato molto veloce, molto gentili. Abbiamo fatto subito, saranno 10 minuti proprio. Che vaccinazione ha fatto la signora e sua mamma? Sì, la mia mamma è Pfizer. Pfizer perché ha un po' di patologie particolari. AstraZeneca, sì, mi ha consigliato, visto che non ho tante patologie a mia età, insomma, lavoro ancora, faccio casa, tutto. E si è fidata? Sì, mi sono fidata. Questa sorridente signora di anni ne ha 87 e si è fidata. È infatti il vaccino AstraZeneca, quello proposto agli over 80 senza particolari patologie, vaccino di cui ancora molti non si fidano. C'è sempre qualcuno che non la vuole fare, eccetera, meno rispetto a una settimana fa. Ovviamente faccio fatica a capire questa modalità di pensare, perché insomma se siamo qua, siamo tutti medici, leggiamo gli studi, leggiamo le circolari, non è che noi facciamo del male alle persone, non è il nostro obiettivo quello di far male alle persone, è tutto fuorché questo. E proprio a Padova dunque le vaccinazioni sono ancora in corso, ma in totale si parla di 900 oggi vaccinati, di cui 700 prenotati, e sono numeri che confermano quello che abbiamo appena detto, ossia la scarsa affluenza, imprevista scarsa affluenza a Padova. Nell'ULSS 2 invece ci si aspettava almeno 2000 vaccinazioni e per questo motivo sono state preparate, scongelate 4.167 dosi di vaccino Pfizer anche in questo caso. Nel servizio vedremo il perché non ci saranno dosi inutilizzate anche in caso appunto di scarsa affluenza e soprattutto sentiremo le voci degli over 80 che questa mattina si sono presentati nel centro vaccini di Villorba. Moderna, se non si apre la fiala, dura 30 giorni. Il Pfizer, una volta scongelato, se rimane chiusa la fiala, dura 5 giorni e anche l'AstraZeneca può essere conservato diverso tempo in frigorifero. Mentre se noi facciamo le siringhe, quella siringa deve essere poi utilizzata entro 6 ore. Ecco perché nei 6 centri vaccinali dell'ULSS 2 non si sprecano i vaccini. Come oggi ad esempio nella prima giornata dedicata agli ultraottantenni. Dalle boccette alla preparazione delle iniezioni è variata costantemente in base agli arrivi degli anziani, in questo caso nel bocciodromo di Villorba trasformato in centro vaccinale. Un flusso costante ma senza code e attese e soprattutto tutti convinti della scelta. Quanti anni ha?
86. No, 96. Ci sono tanti suoi coetanei che non sono venuti a vaccinarsi perché hanno paura. Lei cosa gli dice? No, non vedo perché dovrei aver paura, è una forma di difesa, insomma anche questa. Bene, dai, sono contenta Un po' paura però. Credi, ma adesso mi passa. Fatto tutto? Sì, abbastanza, tutto bene. Un po' di paura? No. Oh. Quanti anni? Ho fatto il militare. Immagino. Quanti anni? 87. Io sono per il vaccino e basta. Queste dunque le voci. Ora cambiamo tema, parliamo di turismo, perché all'indomani del calendario delle riaperture diffuso dal governo, gli operatori turistici del Veneto rialzano finalmente la testa dal mare alla montagna, pronti a una campagna di promozione massiccia, ha assicurato l'assessore Caner. Dobbiamo promuovere innanzitutto il fatto che siamo aperti, perché noi diamo per scontato sta cosa qua, ma guardate che a livello internazionale non è proprio così, nel senso che arrivano mail di turisti che chiedono ma siete aperti, ma quando aprite? La priorità ora per la prima regione turistica in Italia è questa, far sapere soprattutto ai grandi tour operator internazionali che la stagione estiva è salva, che il Veneto è aperto e sicuro. Lo si farà sui media e via social, una campagna che si preannuncia battente. Comunicare che è una regione attrezzata, che sta vaccinando, che ha dei protocolli di sicurezza anche all'interno delle proprie strutture, che ha personale qualificato e che da questo punto di vista si appresta a poter accogliere il turista in sicurezza. Sicurezza su cui punta il settore balneare da Bibbione a Rosolina, pronto come roadmap del governo per il 15 maggio. Tutti gli operatori turistici della costa hanno veramente investito tante energie e anche molti denari per rendere questo posto e i servizi che siamo in grado di offrire ai nostri ospiti veramente ad un livello di sicurezza eccellente. Sicura per natura e per spazi la montagna, dicono gli albergatori bellunesi, che fissano un primo grande evento. Sulla riapertura la montagna sarà pronta anch'essa per il 15 maggio, non proprio per il 15 maggio, ma penso con una settimana dopo per la tappa del Giro d'Italia che avremo con arrivo a Cortina. Certo, in alta quota le attività all'aria aperta indicate dall'esecutivo causa temperature sono meno favorite. Riaprire i ristoranti solo all'aperto, sia a mezzogiorno che a sera, in montagna lo trovo un po' improponibile. Resta più complicata la ripartenza delle città d'arte, mentre c'è uno spiraglio per le terme. La riapertura delle piscine non vale soltanto per le piscine sportive, dove tra l'altro ci sono le regole che erano già state previste prima, quindi i famosi 7 metri quadrati per utente, ma la possibilità di riaprire anche le piscine termali, quindi collegate agli alberghi. E quella che è la regina del nostro turismo, Venezia, continua a vivere di una singolare e paradossale solitudine. Ecco il nostro viaggio in attesa delle riaperture delle attività. Il ticchettio dei nostri passi tra le cale di Venezia risuona e rimbomba come un eco sordo. La cui voce, passo dopo passo, si ripresenta vilipesa e splendida nella sua solitudine, interrotta solo a tratti dal vociare dei veneziani, a passeggio e a far spesa nella loro città. È mezzogiorno. Accanto a noi le saracinesche abbassate di molti negozi e altre alzate, ma con l'ingresso chiuso. Tra le vetrine del centro impazzano inaspettati sconti che sembra facciano a gara a chi offre di più. E la crisi di astinenza di libertà. Io poi lavoro nel mondo del turismo, assolutamente Venezia così vuota è una tristezza assoluta. Noi abbiamo assolutamente bisogno del ritorno dei turisti. È la forza di non arrendersi all'abominevole virus, il mostro, che ha desertificato pure la maestosa e feconda Piazza San Marco, dove si spera, d'ora in poi, le riaperture portino un deciso cambio di passo. Abbiamo un legame con Venezia che non è quello
del mero residente, ma di coloro che vogliono in qualche modo difendere e divulgare la storia e la cultura della Serenissima. Venezia tramortita, mortificata, amareggiata, screditata dal paradosso dell'amore ostile verso i turisti. Credo che sia un dramma e quindi, però sai, io sono nato a Venezia e mi ricordo la Venezia dell'Iston, dei 20 anni miei, era una città. Non si può distruggere una città e non mettere abitanti. Io sono tra i più giovani che vive a Venezia, si figuri lei. Ripercorrendo a ritroso quest'ultimo anno e mezzo, dall'Acqua Alta ad oggi, l'auspicio è che Venezia torni al più presto ad essere ammirata da tutto il mondo. Fortunata a vederla così, ma spero che si ripopoli presto. E poi ci sono i casi singoli delle singole attività. Non avrà la possibilità di riaprire al pubblico il suo bistrò a Padova questa ristoratrice che non ha nessun plateatico e commenta ai nostri microfoni: riaperture, io rimarrò al palo, un contentino che lascia l'amaro in bocca. Sentiamola. Riapertura è dal 26 aprile, ma voi non riaprirete? Diciamo che per noi di fatto non cambia niente, se non, anzi no, cambia qualcosa, che ci sarà un gran caos in più, perché le persone già stamattina ho visto che sono più spaesate che mai, nel senso che non capiscono cosa sta realmente succedendo, così come non lo capiamo neppure noi, a essere sinceri. Nessuna possibilità di plateatico per questo bistrò a ridosso della Basilica del Santo a Padova. Qui lavorano 5 persone, Eugenia, la sorella Patrizia e altre 3 dipendenti. È una finta riapertura, è un contentino che in realtà lascia anche molto amaro in bocca, perché dà la sensazione di qualcosa fatto per metterci a tacere più che per darci la reale possibilità di lavorare, e quindi disturba proprio sotto ogni punto di vista, perché non risolve alcun problema. Dopodiché vediamo dall'altra parte che le regole, come sempre, non sono equilibrate, non sono equivalenti per tutti, quindi la solita Serie A e Serie B. Da un anno Eugenia e Patrizia tengono duro con la Sport, un investimento per tenere viva la speranza e sopperire a parte dei costi fissi pagati di tasca propria. Ascolti, quando ha sentito la conferenza stampa di Draghi, a lei cosa è venuto in mente? Dove posso mettere dei tavolini fuori? E certo che sì, però il problema è che nella posizione in cui mi trovo io, ad esempio, l'unico posto pubblico a cui potrei attingere è la strada, e non mi pare carino invitare i miei clienti in mezzo alla strada, oltre al fatto, adesso, al di là delle battute. Naturalmente io sono in una situazione in cui non ho, con tutta la buona volontà del comune, come è stato invitato, insomma, anche dal nostro governatore, piuttosto che in generale dalla politica, con tutta la buona volontà che l'amministrazione comunale può avere, un caso come il mio, ma ce ne sono tantissimi nei centri storici, non solo padovani, di tutta Italia, non è fattibile questa cosa. Quindi io sono di quelli che rimarrà al palo, per esempio, ma ripeto, nei centri storici italiani saremo in tanti a rimanere al palo. Si sta creando una situazione, secondo me, molto molto difficile, quasi pericolosa, voglio dire. Poi c'è chi invece guarda il bicchiere, lo vede mezzo pieno. Riaprire i locali per cena è se non altro un passo avanti verso un auspicabile ritorno alla normalità. Non sono entusiasti ma quantomeno ottimisti alcuni ristoratori mestrini, che accolgono così le nuove linee guida anti-Covid. Diciamo che riaprire è già un successo piuttosto che restare chiusi. Vedremo esattamente come ci si dovrà comportare e cosa sortirà nei confronti delle persone. Uscire fuori per cena è un ricordo perso nelle nebbie di un'epoca remota e i ristoranti sono tra le categorie che hanno subito maggiormente le limitazioni previste per il contenimento della pandemia. Ecco forse perché, se non altro in centro a Mestre, chi ha a disposizione un plateatico, sebbene con posti inferiori rispetto all'interno, ha accolto non con salti di gioia ma di buon grado le direttive che scatteranno il 26 aprile. All'interno del suo locale, vicino a Piazza Ferretto, Stefano Ceolin ha messo dei palloncini a sostituzione dei clienti. I clienti veri si prepara ad accoglierli nel piccolo plateatico che ha di fronte. Vediamo, poi tutto sarà anche molto soggetto alle condizioni del tempo. Per mia esperienza
diciamo che se parliamo della cena, che peraltro sarà comunque limitata rimanendo il coprifuoco alle 10 di sera, in genere fino alla seconda metà di maggio le persone non usano cenare fuori, una cosa è prendersi un aperitivo, altra cosa è sedersi per cenare. A fianco del Teatro Toniolo, Nicola Cernisone e il suo socio hanno aperto la propria attività in piena pandemia e non vedono l'ora di ripartire. Proviamoci, in tutta sicurezza. Proviamo ad aprire, a riaprire. La vostra attività sarà stata molto provata da queste chiusure forzate. Quanto potrete ancora resistere e quanto appunto sia importante questa riapertura? Allora, guardi, io con i miei soci abbiamo aperto il 1° gennaio di quest'anno. Abbiamo rischiato e sì, tutto quanto è messo in conto, però non potremo andare avanti tanto senza un po' di risorse. La cronaca ci porta a Treviso, dove una giovane studentessa è stata aggredita mentre percorreva una pista ciclabile lungo la Feltrina da un uomo che voleva derubarla della borsa. Aggredita in pieno giorno, fatta cadere, strattonata per una borsetta. Ieri pomeriggio una ragazzina di 16 anni sulla ciclabile lungo la Feltrina è stata travolta da un 45enne, anche lui in bici, nel senso di marcia opposto, che l'ha fatta cadere con l'obiettivo di rapinarla. Una volta a terra la strattonata, lei ha iniziato a gridare mentre il malintenzionato l'afferrava per un braccio. Scene che richiamano alla mente la recente aggressione subita dalla 26enne Marta Novello a Marocco di Mogliano, accoltellata dal suo rapinatore mentre faceva jogging. Ma a scongiurare il peggio ieri l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Treviso che, richiamata dalle grida disperate della ragazzina, è riuscita a bloccare l'uomo. Ieri hanno tratto in arresto un uomo 45enne per tentata rapina in danno di una ragazza. È stato provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze e che è stato richiamato dalla richiesta a gran voce di aiuto da parte della ragazza. Quindi il tempestivo intervento dei militari consentiva di interrompere l'azione criminale. Questa operazione di polizia non è il frutto del caso, ma è il risultato di una costante attività di controllo e di vigilanza sul territorio che l'Arma dei Carabinieri pone in essere giorno dopo giorno. Tanta la paura per la giovane studentessa di origine straniera residente in città, che subito è stata trasportata al Cafoncello e fortunatamente se l'è cavata con qualche lieve contusione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, per tentata rapina aggravata, è stato arrestato in flagranza, condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora a Vicenza, dove la squadra mobile ha arrestato invece 2 cittadini polacchi, padre e figlio, con 10 kg di cocaina. Brillante operazione della Polizia di Stato di Vicenza, sezione narcotici, che ha tratto in arresto padre e figlio polacchi, rispettivamente di 49 e 27 anni. I 2 erano stati fermati in città ancora il 15 aprile per un controllo a seguito del quale erano state rilevate soltanto irregolarità amministrative legate al mezzo, un furgone Ducato. Ma il nervosismo dei 2 non è passato inosservato. Altro controllo del mezzo, senza risultato, fino a ieri pomeriggio, quando i 2 sono stati fermati nei pressi di un casello autostradale di Rovigo, grazie anche alla collaborazione degli agenti della locale squadra mobile e della sottosezione della polizia stradale. Ebbene, occultati dentro un vano appositamente ricavato vicino al serbatoio, 9 panetti di cocaina di alta qualità per un peso complessivo di circa 10 kg, che avrebbero fornito il mercato vicentino fruttando oltre 4 milioni di euro. Arresto in flagranza di reato, i 2 si trovano ora rinchiusi nel carcere di Ferrara. Avevano bruciato la bandiera italiana in una piazza dell'Arcella a fine novembre. Nei guai 13 giovani, per 3 maggiorenni, 2 sono ragazze, è scattata la denuncia. Le fiamme avevano intaccato solo un angolo del tricolore perché i residenti, già provati per i loro continui schiamazzi, avevano subito chiamato i carabinieri. Era il 25 novembre quando in piazza Dalla Vecchia, all'Arcella, un gruppetto di ragazzi, sembra per vendetta nei confronti dei residenti, aveva dato vita all'improvvisato rogo di una bandiera italiana gettata in un cestino cantando a squarciagola l'inno della Moldavia.
Le indagini dei carabinieri di Padova, che subito avevano fermato alcuni ragazzi e li avevano costretti a ripulire tutto, hanno permesso di chiudere il cerchio. 13 giovani presenti armati di smartphone a riprendere la scena. Proprio le immagini registrate dai telefoni e sequestrate dai militari sono la principale prova d'accusa per la procura di Padova. 3 maggiorenni, 2 sono ragazze, sono stati denunciati. Degli altri 10 si occuperà il Tribunale dei minori. Lo sport, tutto pronto al Palaverde di Villorba dopo un anno di stop per la pandemia. Tornano le finali scudetto per il volley femminile. L'Imoco Volley gioca stasera gara 1 con la classica avversaria Ligor Novara. È la terza finale consecutiva tra Conegliano e Novara dopo le 2 giocate nel 2018-2019, vinte entrambe dalle Pantere. In questa stagione già 5 precedenti tra le due squadre con 5 vittorie dell'Imoco Conegliano. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco l'edizione di Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo per domani e vi auguro una buona domenica, arrivederci. Bentrovati al meteo. È una circolazione instabile ad influenzare l'andamento del tempo in questa domenica 18 aprile. Vediamo insieme quali conseguenze avrà sul nostro territorio. Nel dettaglio, sul Veneto non avremo condizioni di maltempo diffuso, ma insomma la giornata risulterà estremamente variabile. Il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino, dal pomeriggio piogge sui settori montuosi e localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti, fenomeni intermittenti e in genere di debole intensità. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà un po' diversa. Molte nubi al mattino, poi a seguire precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, cielo anche qui coperto, con rovesci discontinui ovunque, localmente anche forti. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.